tutti, benvenuti su Basilico Channel. Oggi una tradizione davvero unica. La tradizione siciliana dell'olio, quello fatto in casa, l'olio quello proprio tipico. Guardate che colore, guardate che profumo. Andiamo a vedere come si realizza l'olio. Dopo andremo anche al frantoio e alla fine vedremo l'ottimo risultato. Ma intanto azionate la campana, mi raccomando, perché stanno arrivando tante ricette. Ho bisogno del vostro aiuto, per voi è gratis, ma mi date veramente una mano. Andiamo a vedere come raccogliere le olive e dopo andiamo al frantoio. Bene, allora andiamo in campagna. Ecco qui, abbiamo le olive pronte, sono verdi, sono perfette per fare l'olio. Adesso c'è la raccolta. È un momento che richiede tanta pazienza e alcune volte anche faticoso, vedete qui se si usa la scala. Nel mio caso non tanto, perché raccoglievo quelle che erano a terra e li trasportavo appunto nel camion che poi andrà al frantoio, vedete? Si possono usare le reti, ma si possono usare anche fogli di plastica in base alle proprie idee. Ed eccoci qua, andiamo a raccogliere qualcuna anche un po' più grande. In realtà nel canale Basilico Channel trovate anche le ricette delle olive, le olive in salamoia e le olive sotto sale, anche le olive quelle schiacciate che ho fatto l'anno scorso. Ed ecco qui, queste sono veramente speciali e andranno tutte insieme. Alcune volte capita che nella raccolta delle olive si trovano anche le olive quelle un po' più mature e un po' più scure. Vedete quanto sono belli questi alberi? Avranno almeno una cinquantina d'anni, si prevede, e ultimamente sono stati anche puliti da 2-3 anni che un attimino si sono sistemati un po' i rami. Ed ecco qui i vasconi, i plins, dove ci sono tantissimi, veramente tantissimi chili di olive. Non vi posso dire quanto in totale, ma ecco qui si viaggia. Siamo al frantoio. Sì, siamo qui in un paesino della Sicilia. Vedete che le olive da lontano si vedono. Ed ecco qui anche le olive del vicino. E queste qua sono le olive che sono pronte per fare l'olio. Che spettacolo! Adesso entriamo nel frantoio ed ecco già le presse per fare un olio macinato a freddo. L'olio macinato a freddo sicuramente è il migliore. Allora il processo inizia da qui, dove le olive si mettono in questa vasca che li fa salire e fa un processo di lavaggio, di selezione, e poi direttamente va a macinarle. Vedete qua, una volta che sono macinate ci sarà questa poltiglia, questa pasta di olive, ed ecco qui i classici dischi che sono quelli caratteristici della macinazione a freddo. Ed ecco qui vengono azionati e si mette questa pasta di olive che poi andrà a formare questi dischi tutti insieme, faranno come una bobina che saranno poi trasferiti nella pressa. E adesso vediamo tutto il processo, che è alquanto meccanizzato. Vedete in questa parte ci sono sia i dischi, quelli che già sono stati usati, sia quelli che invece sono liberi e vengono riempiti. Quindi man mano un operatore va a cambiare i dischi proprio per andare a formare poi quello che sarà l'elemento principale che vedete sarà messo nella bobina. Ed ecco qui, vedete la differenza che c'è? Quella è, per capirci, quando deve essere pressata e alla fine si riduce addirittura della metà, e quello che vedete gocciolare è olio a freddo. Ecco qui, che bello, che odore, che particolarità. In realtà l'olio, quindi quello migliore, è questo che avete visto, che viene macinato a freddo. Poi ci sono tante tipi, tante variazioni, insomma questo è quello più tipico, più genuino e buono. Adesso mi chiederete quanto tempo ci vuole. All'incirca un'ora, 50 minuti, affinché questi dischi dove c'è la pasta di olio che è macinata, ma rimane poi l'olio sempre nel processo a freddo, e l'olio poi esce.
Quindi la differenza sostanziale è che l'olio viene ottenuto pressando la pasta delle olive che sono state macinate. L'altro processo invece è un processo che direttamente va a riscaldare e a estrarre l'olio a caldo, quindi sicuramente questo è il processo migliore. E guardate qua che risultato e che profumo, l'olio è perfettamente di quelli speciali, anche le olive erano particolarmente buone quest'anno, quindi un olio di quelle annate che ci ricorderemo. Ovviamente vi continuerò a raccontare sempre la storia delle olive e soprattutto vedrete di anno in anno i vari tipi d'olio. Che spettacolo, mamma mia. Ragazzi, ed ecco qua il risultato. Beh, questa è solo una parte dell'ottimo olio che abbiamo realizzato quest'anno. Quest'anno è stata un'annata ricca, ovviamente non era tutto nostro, ma l'abbiamo diviso con altri. Ed ecco qui, guardate che colore, non si può neanche capire quanto è bello quest'olio, profumato, delizioso. Bene, questo è il risultato di tanta fatica, di tanti giorni di lavoro, e io ho fatto in minima parte solo la mia parte. Miei fogliolini, anche questa ricetta è finita, grazie per aver visto il video, ci rivediamo, mi raccomando azionate la campana il giovedì alle 16 con tantissime nuove ricette. Alla prossima video ricetta, vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao!